cui Alessandra Moretti comincia ufficialmente la propria campagna elettorale in vista delle elezioni regionali qui in Veneto, Flavio Tosi ha annunciato la propria candidatura. Allora, innanzitutto ben arrivata Alessandra Moretti qui in diretta con noi. Chiediamo subito, questa candidatura di Flavio Tosi rappresenta un assist secondo lei, per lei? Tanto io ho grande rispetto per Flavio Tosi come per tutti i miei avversari, sarà senz'altro un candidato temibile al pari di Luca Zaia. La sfida si fa a tre, si fa una competizione molto interessante e quindi c'è grande entusiasmo e anche grande impegno. Che tipo di interlocutore può essere Flavio Tosi per il centro-sinistra qui in Veneto? Ma noi ci confronteremo con tutti quelli che vogliono segnare una forte e netta discontinuità rispetto alla gestione Galan-Zaia. Quindi noi parleremo con tutti i politici e gli esponenti di partito che hanno voglia di misurarsi sulle proposte, sulle idee. Un punto fondamentale nel suo programma per intercettare l'elettorato magari deluso della Lega su queste beghe tutte interne che si sono risolte appunto con la candidatura poi annunciata da Tosi. Ma intanto il metodo. Io sono partita da una grande campagna di ascolto, l'ho fatto riportando la politica tra la gente, in ascolto delle persone, ho costruito il mio programma insieme ai veneti, insieme ai cittadini, insieme agli imprenditori, insieme ai lavoratori, insieme a quanti oggi sono delusi dalla politica di Luca Zaia e del centrodestra, per cambiare, per avere il coraggio di cambiare. Lei personalmente da che cosa è stata delusa da Luca Zaia, come veneta? Ma guardi, la domanda più urgente, forse quella più drammatica, è quella dell'occupazione, della disoccupazione, del lavoro. Una regione che non ha saputo dare risposte, una regione che ha lasciato soli i veneti e quindi noi partiremo nei primi 100 giorni del nostro mandato con un piano straordinario per il lavoro, per agganciare quello che di buono ha fatto il Jobs Act, il governo Renzi, ma per valorizzarlo e declinarlo nelle nostre specificità. Per concludere, da Roma ultimamente vi sono comunque state alcune fratture nel PD. In prospettiva Regione Veneto, che cosa ha da pensare tutto questo? Mentre gli altri litigano sulle poltrone, sulla spartizione di spazi di potere, noi siamo stati tra la gente, abbiamo raccolto e raggiunto 287 comuni in 47 giorni, noto un Partito Democratico Veneto molto compatto e noto un governo che sta dando risposte concrete. La risposta soprattutto dell'occupazione con il Jobs Act e la legge di stabilità è straordinaria anche qui in Veneto, oltre 9.000 posti di lavoro già creati in questa regione. È una risposta forte, importante, concreta che diamo alle famiglie, diamo ai giovani e diamo anche ai cinquantenni che hanno perso il lavoro. Un giudizio su Salvini? Ma insomma, tanta propaganda, tanti slogan, ma con la propaganda, con le urla non si governa una regione. Se da Roma non vi sono altre domande, io chiuderei il collegamento qui da Padova. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Allora, Secondo blocco. Sì, tanto abbiamo un microfono, ragazzi, Michele, dov'è? No, metti più centrale, eccola qua. Tengo tutti e due perché lei sia... Perché mettiamo? No, non ci sei, allora aspetta, qua. mi metto un po' indietro, Sì, poi magari. bravissima, grazie. Sì. Chi è che mi fa le domande così posso, vediamo. Va bene. Okay. Ci siete? È o non è un grande favore quello che ha fatto Flavio Tosi quest'oggi? Ma guardi, io ho iniziato la mia campagna elettorale il 16 gennaio. Eravamo già convinti che il centrosinistra a maggio avrebbe vinto le elezioni, non sulle macerie del centrodestra, perché allora il centrodestra era compatto e la Lega non era divisa, ma per le proposte, per la visione, per le idee che noi proporremo a questo Veneto. Che Veneto vuole Alessandra Moretti? Un Veneto che torni ad essere protagonista e leader della ripresa economica, della politica nazionale ed europea, un Veneto che non abbia paura della sfida internazionale, che si apra alla globalizzazione con una regione che gli sta a fianco, con una regione che sta a fianco ai lavoratori, che sta in fianco alle imprese e agli imprenditori. Ha detto che volete vincere con le vostre proposte e le vostre idee, ha parlato di questo piano straordinario per il lavoro, le altre vostre proposte e le vostre idee sono? Ma innanzitutto riportare la sanità veneta a livelli di eccellenza.
In un solo anno noi siamo stati declassati dal secondo al quinto posto della classifica nazionale. Le lunghe liste d'attesa ci stanno preoccupando i veneti, la salute dei veneti non può aspettare. Poi certamente l'altro grande obiettivo è quello di sostenere l'impresa ripartendo da un nuovo modello di imprenditorialità veneta, un nuovo modello che sappia vincere le sfide della competizione internazionale attraverso la formazione, attraverso la nuova cultura imprenditoriale, attraverso però anche una regione che sappia semplificare, sburocratizzare, rilanciare il Veneto come terra di grande innovazione, di grande creatività. Uno dei principali. Parla di trattative fra voi e noi. Ma guardi, sono dietrologie francamente abbastanza banali. Io penso a parlare ai veneti di proposte vere e concrete. Smettiamola con questa politica degli intrallazzi, degli inciuci. Non hanno fatto mai parte della mia cultura e non lo faranno mai. Io sarò il sindaco del Veneto. Starò sempre tra la gente, in ascolto dei cittadini veneti, come ho fatto e come continuerò a fare da adesso in avanti. Uno dei punti essenziali della Lega è quello del tema sicurezza e immigrazione. Lei nel suo programma che cosa prevede su questi punti? Ma intanto noi vogliamo dire ai veneti che non è con lo slogan e la propaganda, né tantomeno indossando una maglietta che si risolve il problema della sicurezza. Il problema della sicurezza si risolve a 360 gradi chiedendo al governo maggiori istanze e fondi per le forze dell'ordine, cosa che ha fatto. Buonissimo l'intervento sulla certezza della pena, sull'inasprimento delle pene per i furti, per i reati di cui il Veneto purtroppo è stato vittima negli ultimi mesi. Poi certamente però lo si fa anche mettendo dei fondi, anche la regione ha dei fondi per mettere nelle condizioni per esempio i sindaci a garantire sicurezza in termini di controllo telematico, illuminazione, un po' di soldi in più alla polizia municipale e poi fondamentale è la lotta contro il degrado. In una regione dove la pianificazione urbanistica è sempre stata disordinata abbiamo creato dei quartieri ghetto, dei quartieri pericolosi dove la delinquenza ovviamente c'è, esiste. I primi 100 giorni di Alessandra Moretti come potrebbero essere? Intanto il piano straordinario per il Veneto, noi faremo un Jobs Act Veneto che rilancerà 3 punti fondamentali, una lotta seria alla disoccupazione giovanile, un sostegno a chi fa la pratica negli studi professionali e poi un contratto di apprendistato per gli over 50 che hanno perso il lavoro. La sua esperienza di amministratore comunale, quanto potrebbe servirle eventualmente? Tantissimo, io sono nata politicamente in Veneto, sono nata politicamente a Vicenza a fianco di un grande sindaco, Achille Variati. Quell'esperienza mi ha formato, mi ha consentito di affrontare i problemi ogni giorno e di individuare per ogni problema una soluzione e di farlo insieme ai cittadini, condividendo, copianificando, coprogettando le politiche e questo farò anche da Presidente della Regione. Ancora su Flavio Tosi, quali potranno essere i punti di contatto con Flavio Tosi? Guardi, io l'ho detto, noi parleremo con tutti gli esponenti politici che segneranno una netta discontinuità rispetto al passato, cioè rispetto ai governi di Galan e di Zaia. Noi parleremo con chi vuole far uscire il Veneto dall'isolamento in cui la Lega l'ha portato, parleremo con chi vuole affrontare i problemi concreti, concretamente e lo faremo ovviamente con le nostre proposte, dialogando con tutti quelli che hanno voglia di cambiare e di rilanciare questa grande regione. Grazie, grazie. Grazie, sì, perché io ho l'audio ma non il video. Devo ribattere.